Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più Family, sono sempre io, Angelica, e oggi torno con una nuova storia che si intitola Un topolino di nome Anna. Spero vi piaccia. Anna era una ragazzina alta per la sua età e magra. Aveva 10 anni e una sorellina di 5, che catturava sempre tutte le attenzioni della mamma. Era un po' goffa e timida perché non si sentiva bella. Ed aveva due passioni, la ginnastica e la lettura. In palestra, quando con tutto il suo impegno eseguiva gli esercizi che l'insegnante le assegnava, cambiava aspetto. I suoi movimenti acquistavano armonia e mostrava tutta la sicurezza che non sapeva di avere. Anche quando leggeva, acquistava un volto nuovo. Non era più quella personcina spaurita nascosta dietro i suoi occhialetti azzurri che abitualmente tutti vedevano. Di volta in volta diventava la bellissima regina delle nevi, la dolce ballerina che danzava sulle punte nel teatro gremito di ammiratori, l'intrepida eroina che a cavallo di un puro sangue dal pelame nero attraversava una prateria inseguita dai suoi nemici, la comandante di una nave spaziale che giungeva sulla Terra da un lontano pianeta per una missione di pace, e la ragazzina mutante fornita di straordinari poteri che poteva a suo piacimento anche diventare invisibile. Tutto era successo per caso. Il giorno del suo compleanno, lo zio Arturo, fratello della mamma, quello simpatico e sempre un po' distratto, si era presentato alla sua festa con un enorme pacco avvolto da una carta dorata con un bel fiocco rosso. Dopo averlo aperto, con sua grande sorpresa, Anna vi aveva trovato una grande quantità di libri. Anche la mamma era rimasta sbalordita e aveva rimproverato suo fratello. Ma Arturo, non pensi di aver esagerato con tutti quei libri? Anna è solo una bambina, cosa vuoi farne? Un topo di biblioteca? Certo, rispose lo zio Arturo, un bellissimo topolino. Rivolgendosi ad Anna aggiunse: Bimba cara, sei una ragazzina intelligente. Non perderti la possibilità di fare un viaggio che non finirà mai, che ti farà conoscere luoghi, persone, amici che non ti lasceranno mai, perché vivranno sempre nel tuo cuore e nella tua fantasia. Lo so, forse avresti gradito come regalo un giocattolo nuovo, un vestitino, un paio di scarpe da ginnastica, un cartone animato con i tuoi personaggi preferiti, ma io ti regalo un'abitudine. Cosa vuol dire? Chiese Anna. Cos'è un'abitudine? Una cosa come lavarsi i denti dopo mangiato? Certo, rispose lo zio. È proprio una cosa di cui non si può fare a meno. Quando scoprirai com'è bello leggere, avrai trovato il modo per scappare da tutto ciò che non ti piace. Preoccupata, Anna chiese: Mi cresceranno i baffi e coda come ai topi? Assolutamente no, anzi, diventerai bellissima, rispose lo zio Arturo, abbracciandola e baciandola con affetto sulla guancia. Era proprio successo così. Alla consuetudine quotidiana della scuola e alle lezioni di ginnastica abituali si aggiunse la passione per la lettura. Non poteva fare a meno di leggere un po' tutti i giorni. Imparava parole nuove, incontrava personaggi nuovi, acquistava conoscenze sempre nuove, cresceva un po' tutte le volte che finiva la lettura di un libro. Questa era la nostra storia per oggi. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!